La nostra unità didattiche è stata pensata per un gruppo un'evore numeroso di frutti di seconda elementare. I frutti del gruppo non avevano paronanze attive de lingue e come in pochi casi, tra i frutti, avevano una paronanze passive. Dunque, non si poteva pensare a fare attività masse difficili con una mediazione in lingue seconde. In tutti i casi, l'unità può essere doprata con frutti più grandi che non hanno una paronanza in lingue oppure con frutti più piccoli che affavelano a vonde. La unità si compone di una prima parte con la semine dai fasui e di una seconda parte con zucchi e attività di arricchimento lessicale. In tal dialogo si può sentire la voce di una fruttina che affavela una vore bene in lingue, non fa parte dal gruppo classe e ha avuto gusto di prestare la sua voce per contarsi le nostre avventure. Buondì mestre, o hai di contato le robe? Disimi pure, Angeliche. Sas tu che ieri sera, a cene, la mamma non ha preparato la sopra di fasui. Guarda bon, e c'è mutierie. Un'evore buine, mestre, e ieri è la prima volta che mia madre la metteva sore. È stato un gusto mangiare, tanta stai che misura nute, prima con la sedon e ha mangiato due fasui che ieri niente cite, e poi dopo col pan e ha supato tutti il brutte sope. Allora avessi fatto onore ai mame, che avessi mangiato tutto e fin tre mai in età della cite. Sì, mestre, la mamma è stata contenta. Io ho avuto gusto di portarti anche a te un coppo di cerce, ma le ven finite tutte. Allora, mestre, ho hai pensato di portarti questo mac di fasui per poter io si menà a scuole. C'è di stu, mestre? Tu hai avuto proprio te una bella idea, Angeliche. O può darsi in parverse me ne fasui. E che smut o faseresi in scienze e arriveresti anche a fare un piccolo esperimento. Così, una giornata, gli maestri si hanno portato a scuola duce calcoventave per da donde le idee di Angelica.